Il santuario di Monteberico a Vicenza di nuovo nel mirino dei ladri, 2 i colpi che i malintenzionati hanno messo a segno e denunciati dai frati servi di Maria ai carabinieri. Il primo alle 12:30 di martedì scorso, 16 marzo. Una coppia di giovani si è appropriata del contenuto della cassetta delle offerte posta vicino alla sala dell'affresco del Veronese. All'interno erano custodite le offerte dei fedeli raccolti per il restauro di una chiesetta. I giovani hanno approfittato del momento di chiusura per nascondersi all'interno e depredarla. Circa 200 euro il contenuto, nonostante i frati da un po' di tempo avessero intensificato lo svuotamento proprio per le razzie. Il secondo colpo invece è stato messo a segno domenica scorsa, 21 marzo, ad opera di un uomo che alle 13, nonostante il chiostro fosse chiuso, ha approfittato della vetrata aperta per la vendita dei libri per accedere all'interno della portineria. Il malvivente ha rovistato nei cassetti, svuotato il portafoglio di un volontario laico di 90 euro e preso il cellulare, ma è stato sorpreso da una volontaria che ha cercato di fermarlo aggrappandosi alla giacca, ma l'uomo è riuscito lo stesso a fuggire. In entrambi gli episodi gli autori sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza e i video sono ora in possesso dei militari. Da parte dei frati c'è amarezza per quanto accaduto ed anche un forte senso di insicurezza. I malviventi hanno agito dopo aver controllato, studiato i loro movimenti.